In una nota stampa interviene oggi l'onorevole parlamentare Lillo Pisano, affermando come il finanziamento dell'impianto di illuminazione dello Stadio Esseneto di Agrigento è il raggiungimento di un altro prestigioso traguardo. Dopo la nomina di Agrigento a capitale della cultura, la legge sull'aeroporto, la dichiarazione dei teatri agrigentini, monumento nazionale, la legge sulla stabilizzazione dei precari, un altro mio grande obiettivo centrato su cui ho lavorato incessantemente e silenziosamente. Un ringraziamento va al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al suo governo. Gli sportivi della città dei Templi vedranno così realizzato un progetto di cui si parla da decenni ma che nessuno era riuscito a realizzare. Preannuncio, continua Pisano, che arriveranno nel capoluogo ulteriori finanziamenti che verranno utilizzati per opere strutturali importanti, a iniziare da quelli destinati al ripristino dell'arteria stradale della Mosella, che faranno di Agrigento una città più bella, sicura e vivibile. Sul finanziamento del campo illuminazione dello Stadio Esseneto intervengono anche l'assessore allo sport del comune di Agrigento Gerlando Piparo, Costantino Ciulla e Gioacchino Alfano, e Simone Gramaglia nella sua qualità di capogruppo di Fratelli d'Italia, e affermando come dopo 80 anni di attesa possiamo annunciare con orgoglio e soddisfazione che è stato ottenuto il finanziamento per l'illuminazione dello Stadio Esseneto. Si tratta di un grande traguardo, raggiunto grazie a un impegno costante e a una determinazione incrollabile, nonostante le numerose difficoltà e l'incredulità dei cittadini e dei tifosi ormai assuefatti a promesse non mantenute nel corso degli anni. Il progetto di illuminazione dello Stadio Esseneto prevede una spesa di 1.033.000 euro, è stato inserito tra i finanziamenti dei fondi sviluppo e coesione 2021-2027. L'accordo, siglato ufficialmente il 27 maggio al Teatro Massimo di Palermo durante la cerimonia, che ha visto protagonisti il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana. Alla manifestazione hanno preso parte anche i deputati nazionali, senatori, assessori, consiglieri regionali e i sindaci della Sicilia e numerose autorità civili e militari. Di questo importante risultato è frutto della collaborazione a vari livelli istituzionali, grazie all'impegno di molte persone. Tra questi vogliamo esprimere un sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro degli Affari Europei, onorevole Raffaele Fitto, e al Deputato nazionale per le politiche all'Unione Europea, onorevole Lillo Pisano, e al Presidente della Regione Schifani.